Avremo una ragione, Luca. Come passa il tempo quando parliamo di Andiamocene a meteo? Napoli, ci spostiamo per alcune buone notizie. Sì. Continua il viaggio nei nostri comuni virtuosi. Ce ne parla Massimo Proietto, chissà, avrà mangiucchiato anche delle delizie Salutiamolo, napoletane Massimo. insieme al giornalista Giovanni Lucianelli. Il servizio è di Raffaella Maresti. Cari amici di Una Mattina Weekend, buongiorno. Oggi siamo a Napoli per occuparci di alcune delle iniziative virtuose che ci vengono segnalate nel libro scritto dal giornalista napoletano Giovanni Lucianelli dal titolo Buone notizie da Napoli. Come nasce l'idea di questo libro? Nasce nel 2005, quando ero direttore di cronache di Napoli, nel pieno della faida di Camorra che ha contato circa 100 morti ammazzati a Napoli. Lanciammo una provocazione: regala una buona notizia a Napoli. Un libro per far sì che si parli di una Napoli diversa, di una Napoli dell'eccellenza, della capitale della solidarietà e dell'associazionismo. Io con questo libro voglio dimostrare che questa città è una città positiva. Tra le eccellenze di Napoli e della Campania trattate dal libro, il progetto Dexmart, coordinato dal professor Bruno Siciliano. Con noi il professor Luigi Villani, a capo del team Prisma, formato da giovani ricercatori napoletani. A cosa state lavorando, professore? Attualmente stiamo lavorando a un progetto sulla manipolazione bimanuale che fondamentalmente ha come obiettivo la realizzazione di un robot che consente di compiere in maniera naturale, così come lo facciamo noi nella vita di tutti i giorni, operazioni a due mani, sensorizzate, capaci di percepire il tatto, diversamente dal robot che vedete qui, che invece è un robot da intrattenimento. È molto simpatico, però possiede delle mani estremamente semplici. Ora ci occupiamo di un'altra simpatica iniziativa. Si tratta di un'autoambulanza per animali feriti e abbandonati per strada. Noi abbiamo deciso con l'associazione Cani Felici Ollus di autofinanziarla questa iniziativa. Una volta tanto vogliamo dare noi un contributo al territorio, alle istituzioni e soprattutto ai nostri amici animali che troppo spesso vengono abbandonati o feriti. Basti pensare che in Italia ci sono 1.900.000 gatti randaggi e circa 850.000 cani randaggi. E quindi noi ogni fine settimana al Parco Zoo in Villa Comunale facciamo adottare tanti cuccioli che se no non avrebbero un papà e una mamma adottivi. Ancora una notizia curiosa dallo Zoo di Napoli, dove è nato il primo pronto soccorso per animali di peluche. Questa iniziativa singolare nasce in collaborazione con un istituto antichissimo nato nell'Ottocento, l'Istituto delle Bambole. Noi abbiamo voluto in un certo senso recuperare questo istituto, ovviamente in uno spazio come quello dello zoo. Abbiamo cercato in effetti di riprodurlo con gli animali di peluche che vengono portati qui dai bambini, ovviamente per loro malati. Visitiamo la spalla, gli sentiamo il cuoricino, facendoci aiutare anche dai bambini, quindi li rendiamo a nostro modo partecipi di questa iniziativa. Sono molti i centri specializzati come il vostro? No, di questo tipo siamo veramente gli unici, credo al mondo, tanto è vero che quando si è sparsa questa notizia siamo stati contattati da molte agenzie internazionali e evidentemente c'è molta attenzione verso anche le notizie carine e belle come questa. Insieme a Giovanni Lucianelli vi invito a riflettere e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Allora amici, il nostro